Un cordiale saluto amici della Wisport e ben ritrovati con la quarta giornata del campionato Under 17 regionali al Despar Stadium. Il Città di Messina affronta la formazione dello Junior Calcio Acireale. Mister Cosimini e i suoi vengono dallo 0-0 al comunale di Villafranca contro la Villafranca Messana. Oggi dovranno fare a meno di Spuria e di Santa Paola, squalificati dopo le espulsioni dell'ultimo turno. Dall'altra parte la formazione di Raffaele Bella è stata fermata per 0-2 dalla CR Messina nell'ultimo turno tra le mura amiche. Inedita maglia blu per il Città di Messina, inserti gialli dall'altra parte invece in classico colore granata. Lo Junior Acireale si può partire con il film del primo tempo. La prima occasione arriva al minuto 11 ed è di marca Città di Messina, rimessa laterale, il pallone viene messo dentro, alla fine la sfera arriva ad Amante che riesce a anticipare tutti e a portare in vantaggio il Città di Messina. Il capitano Amante, rivediamo qui il suo tocco, anche fortunoso per certi versi, porta avanti i giallorossi, festeggia insieme a tutti i componenti della panchina il difensore centrale ex Tutto Cuoio. Ancora in avanti Città di Messina che qui recupera palla con Samuel Corso, la sfera conclusa così dal tentativo da parte del numero 9 Michele Gennaro. Ancora Gennaro che prova qui sulla sinistra a ridurre l'intervento di ben 4 avversari. Conclusione parata in due tempi dall'estremo difensore Lombardo e un monologo Città di Messina con la conclusione dalla distanza. Qui ancora una volta Lombardo deve metterci una pezza sul tentativo dalla distanza da parte di Mangano. Continua a martellare il Città qui con Corso al limite dell'area, va con il mancino Samuel Corso, pallone sul fondo di poco. C'è solo il Città di Messina in avanti, qui un calcio di punizione, la sfera viene allontanata dallo Junior Calcio Acireale, sui piedi di Mangano che va con il destro alla distanza. Lombardo riesce a intercettare e a neutralizzare la conclusione del numero 4, che era così di lì a poco il primo tempo. 1-0 il Città di Messina vince grazie alla rete siglata all'11° dal capitano Amante. Tra primo e secondo tempo c'è un cambio per mister Cosimini con l'ingresso in campo di Motta, come sempre gremito. Il Despar Stadium arriva, come detto, la prima sostituzione nelle file del Città di Messina. Si può ripartire con il secondo tempo. Il Junior Calcio Acireale fino a questo momento in zona offensiva ha creato davvero poco. Il monologo giallo-rosso continua nella seconda frazione, sempre Mangano ci sta provando in tutti i modi dalla distanza. Qui però non inquadra la porta il numero 4 che conquista il pallone. Il Città di Messina sulla sinistra, palla dentro, Samuel Corso stoppa con il destro e con lo stesso piede porta sul 2-0 il Città di Messina. Raddoppio a inizio ripresa per la formazione di mister Cosimini con il numero 10 a timbrare il cartellino. Quando siamo al minuto 58 il Città effettua il secondo cambio, entra Roberto Majorana per Nicola Majorana. Poco dopo sarà il turno di Maceli per Mangano. Prima però una conclusione da parte dello Junior Calcio Acireale. Il pallone finisce sul fondo, calciato così da Venuti. Continua a spingere il Città di Messina che non sembra sazio del 2-0 conquistato finora. Qui con Motta sulla mancina prova a ubriacare di finte un difensore. Il tunnel non si concretizzerà, poi l'occasione del neoentrato della formazione giallorossa. Calcio di punizione per lo Junior Calcio Acireale, pallone che viene messo dentro, la sfera rimane lì dalla distanza, ci prova Milazzo. La sfera però finisce sul fondo, nuovamente il Città in avanti, occasione in ripartenza, tutto solo sul secondo palo. La conclusione da parte di Motta viene neutralizzata da Lombardo. Entra anche Pugliafido ma il copione non cambia perché il Città continua a spingere sull'acceleratore. Palla dentro, arriva Roberto Majorana che deve solamente spingere in rete il gol che vale il 3-0. Un grande inizio di stagione per Roberto Majorana, sta conquistando sempre più spazio nelle fila della Città di Messina. Qui va ad abbracciare mister Cosimini e tributo al Despar Stadium. Torna alla vittoria il Città di Messina dopo lo 0-0 di 7 giorni fa a Villafranca. Continua con i cambi mister Cosimini ma il copione non cambia. Esce anche Michele Gennaro qui ed entra Barilla. Il Città ci proverà poco dopo, palla dentro da parte di Maceli, non arriva per questione di centimetri il compagno. Ultimo cambio nelle file del Città di Messina, esce Corso ed entra Spanò. Non ci sarà più tempo e arriverà il triplice fischio da parte del direttore di gara. Poco dopo vince il Città di Messina che torna alla vittoria dopo lo stop di una settimana fa e torna al primo posto in classifica a quota 10 punti con la Meridiana. Insegue la Ionica a quota 7. Amici della Wisport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda come sempre alla prossima.